Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video, unboxing, di questo nuovo prodotto arrivato immediatamente questa mattina, le SteelSeries Siberia V2 headset full size edizione black, eccole qui. Doveva arrivare il pacco ieri, ma a quanto pare il corriere è stato un fulmine e l'ha portato proprio stamattina. Allora, vediamo di analizzare il tutto. Prima di tutto però vi volevo appunto annunciare che questi unboxing, anche i prossimi, arriveranno proprio in questa maniera. Non scarterò i prodotti come ho fatto appunto in passato, ma visto che utilizzo un cellulare, potete notare anche la copertina, vedrò appunto prima di scartare tutto e poi magari di analizzare ogni cosa con calma per cercare di essere molto più preciso e attento a quello che faccio, perché è molto difficoltoso riuscire a spacchettare con una mano appunto questi cavi, come dire, questi cavi in plastica e anche tutto l'headset. Quindi vediamo di analizzare intanto il primo elemento. Allora, il nostro pacchettino, eccolo qui in tutto il suo splendore. Ho acquistato le USB Virtual Surround 7.1. questo significa che le nostre cuffie sono dotate di due driver audio, uno a sinistra e uno a destra nelle due sezioni, che collegate direttamente tramite questo cavo USB a questa micro scheda audio. Eccola qui, vediamo se mettiamo a fuoco immediatamente. Eccolo qua, collegato, attenzione che ancora non mette a fuoco, forse l'ha messa, va bene. Collegate comunque a questa scheda audio riusciremo a riprodurre il 7.1 in cuffia, che a mio parere è ottimo per i videogame, è ottimo anche per i film, però io preferisco l'utilizzo in stereo normale anche per l'ascolto di musica con file MP3 normali e così via. Infatti le cuffie sono state accompagnate non solo dalla nostra scheda audio USB, eccola qui, che va collegata, potete vedere, dalla prima entrata direttamente a questo micro USB, e poi il cavo USB normale va collegato a una porta 2.0 3.0. comunque le cuffie poi vanno collegate a seconda del microfono e della sezione degli altoparlanti proprio in questi due piccoli buchini, e il tutto verrà collegato e si sentirà sicuramente una meraviglia con questo 7.1 virtuale. Per quanto riguarda invece queste, abbiamo addirittura un bel pacchettino di istruzioni da questa parte. Potete notare appunto il sito della SteelSeries, probabilmente per scaricare materiale aggiuntivo. Comunque questo lo lasciamo per adesso da parte. Vi voglio appunto far vedere appunto in questa sezione, notate, allora le cuffie sono collegate per adesso in stereo, sono collegate tramite questi due cavetti a altri due attacchi output che ricevono il segnale e lo mandano direttamente nella scheda audio, nella scheda d'acquisizione Avermedia, eccola qua, in modo tale che io possa utilizzare le nostre cuffie tramite lo stereo e allo stesso tempo registrare con il nostro Avermedia Live Gamer HD. Quindi non sto utilizzando per adesso la nostra scheda audio esterna, proprio perché volevo provare se tutto funzionasse alla grande, quindi sia le nostre nuove SteelSeries che il nuovo Avermedia ReCentral, per riuscire quindi a registrare nel modo migliore, e quindi sono riuscito a testare immediatamente il tutto. Quindi ecco appunto i nostri cavi collegati alla scheda di acquisizione, e tramite il programma ReCentral di Avermedia tutto è stato riconosciuto e funziona tutto molto bene. È stato riconosciuto, ragazzi, anche questo bel microfonino, eccolo qua, vediamo se lo riusciamo a tirar fuori. Bene, eccolo qui, però io preferisco il nostro grande Blue Yeti, che è collegato in USB, rende molto meglio. Allora passiamo adesso alle opinioni personali. Bene ragazzi, allora vediamo di passare immediatamente alla sezione delle opinioni. Preferisco questi unboxing in questa maniera proprio perché posso provare le cuffie, provare il prodotto e magari darvi la mia opinione e consigliarvelo oppure no. Comunque vi metterò in descrizione sia il link del sito delle SteelSeries sia il link dal quale le ho acquistate. Allora parliamo prima del microfono. Allora, il microfono è ottimo a livello di registrazione, però ha un piccolo problema. In pratica non esiste, come dire, non è presente un pop filter da queste parti. Come potete ben vedere appunto il microfono è proprio diretto, non so se riuscite a vederlo bene. Comunque a mio parere, quando per esempio se voi doveste soffiarci dentro si sentirebbe davvero molto male, come dire, non ha una sorta di sistema per bloccare l'aria, e quindi probabilmente in alcune chat potrebbe creare un po' di confusione, mentre se lo posizionate molto lontano dalla bocca, quindi otterrete un suono davvero molto gradevole, quindi anche una riproduzione del suono della vostra voce molto gradevole anche alle orecchie degli altri. Per quanto riguarda invece l'ambito audio, sono delle cuffie davvero molto buone, cuffie davvero fenomenali, anche col 7.1 riproducono un davvero più che discreto surround virtuale, quindi consigliate da questo punto di vista.
anche se io preferisco lo stereo proprio perché utilizzo, come potete ben vedere, il Live Gamer HD, e quindi con lo stereo vado a meraviglia. Per quanto riguarda invece la comodità, io le ho scelte proprio per questo, proprio perché hanno, potete vedere sulla sinistra e sulla destra, delle coperture in pelle che possono sicuramente stare completamente fissate alle nostre orecchie senza dare problemi, quindi senza causare dolore dopo tante ore. E questa patina superiore in tessuto, potete vedere da questa parte c'è anche il logo delle SteelSeries, questa patina superiore in velluto permette quindi l'adattamento a qualsiasi tipologia di cranio, e quindi permette un'aderenza completa, limitando quindi il dolore dopo tante ore ovviamente di utilizzo. Per quanto riguarda ovviamente altri vantaggi o svantaggi, hanno un piccolo svantaggio, forse per coloro che hanno le orecchie troppo grandi, col passare del tempo in estate potrebbero far sudare le orecchie, proprio perché sono delle cuffie come dire, molto aderenti, chiuse, e quindi sicuramente non favoriscono il passaggio dell'aria. Comunque dall'esterno non si sente quasi niente, sono delle cuffie ben isolate, non come le Logitech G930 che avevo prima, ma abbastanza bene, quindi si ha un isolamento molto confortevole. Per quanto riguarda, vediamo un pochettino qualche altro elemento, mi sono dimenticato, scusate, di farvi vedere appunto questo piccolo accessorio che si basa principalmente sulla regolazione ovviamente dell'audio. Come potete vedere il logo delle SteelSeries proprio qui in mezzo. Sulla destra c'è una piccola rotellina più meno per riuscire quindi ad aumentare o diminuire il volume, quindi sicuramente anche un ottimo modo per riuscire a sentire quelli che stanno al di fuori del vostro mondo virtuale. Bene ragazzi, siamo arrivati all'ultima parte appunto del nostro unboxing. Allora, in definitiva io vi consiglio queste cuffie, sono delle ottime cuffie a livello di suono, quindi a livello anche di comodità principalmente, ma anche a livello di microfono possiamo dire che è accettabile. Sicuramente è molto comodo anche nelle fasi di gaming, però come vi ho detto dovete stare un attimino attenti al fatto che è molto sensibile e quindi qualsiasi flusso d'aria può interferire con il vostro suono, con il suono dei vostri amici in chat. Quindi è un prodotto che vi consiglio ragazzi. In descrizione troverete il link di Amazon, 88 euro circa come prezzo definitivo, e quindi se volete potete trovarle anche a meno, magari in qualche altro sito, però sicuramente sono delle ottime cuffie. Se volete dare un'occhiata alle specifiche tecniche vi metterò il link in descrizione, il link della SteelSeries con tutte le caratteristiche, anche se qui nella scatola sono indicate, però non credo di essere molto abile nel descrivere tutte le caratteristiche perché non sono un esperto ovviamente di frequenze, di cuffie e quant'altro, a livello ovviamente interno di cuffie e quant'altro, quindi ve li faccio vedere solo a livello informativo, a livello quindi puramente oggettivo, senza dare una mia opinione personale su queste caratteristiche. Però ovviamente conoscete la qualità dei prodotti SteelSeries, sono davvero buoni a livello di materiali, e sicuramente sono delle buone cuffie ragazzi per chi cerca un'esperienza di gaming davvero soddisfacente ad alti livelli. Quindi ragazzi, un prodotto consigliato. Questa appunto era la mia opinione, fatemi sapere la vostra, anche l'opinione di chi le possiede, magari possiamo scambiarci le opinioni. Allora ecco appunto il lato destro, lato sinistro e lato superiore. Quindi ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo unboxing, vediamo un pochettino quale sarà il prossimo prodotto da scartare. Ciao a tutti!